Direi di evitare le polemiche non servono a nulla e anche Giancarlo Gentilino sa che le polemiche non arricchiscono e andiamo avanti invece a occuparsi dei problemi dei cittadini. È l'unico a commentare a microfono il terremoto in Ascotrade delle ultime ore. Il governatore Luca Zaia, il solo tratto in salvo tra l'altro dalla sciabolata di parole dello sceriffo Gentilini, furioso con i compagni di partito a tal punto da rischiare ancora una volta l'espulsione. Questa Lega pensa solo a soldi e poltrone, l'unico che si salva è Zaia, ha detto nelle ultime ore Genti, attaccando la mossa di Zugno, che estromesso dalla guida di Ascopiave dove siederà Nicola Cecconato, si è seduto invece sulla poltrona più alta di Ascotrade, riducendo i componenti del CDA, cacciando un altro fedele di Zaia, Stefano Busolin, e aumentando la propria indennità da 100 a 130 mila euro. Io ringrazio per i complimenti, però la Lega c'è e c'è il punto tale che comunque governa questa regione e penso che le cose positive che si fanno si vedono. Spera di chiudere la porta alla tempesta che nelle ultime ore si abbatte in casa Lega, il governatore, ma in città la battaglia a distanza ormai infuria, tanto che il segretario Coin minaccia l'ex sindaco un altro attacco del genere sei fuori dal partito. All'orizzonte pare la vera guerra sia quella per la corsa casugana. Le voci si rincorrono e dopo il nome di Zugno quello che spunta è proprio quello di Stefano Busolin, vicino al presidente Zaia e dalle spiccate qualità manageriali. Insomma, nella mente di una parte perlomeno del carroccio resta l'idea di un dirigente di successo da contrapporre all'avvocato Manildo.